È il cortometraggio Lila di Carlos Lascano il vincitore del premio Siculiana Film Festival che si è tenuto nella città degli sposi nell'ambito del cartellone di eventi dell'estate mediterranea. Il film è stato decretato vincitore da una giuria popolare presieduta dal collega Alan David Scifo e è stato preferito ad altri 4 corto. In concorso Ufriscu, Viola Franca, Le donne della Vucciria, La bellezza imperfetta. La direzione artistica del festival è stata curata da Beppe Manno, che ha selezionato la cinquina finale dei corsi presentati in una serata, evento che si è tenuto al Giardino del Santissimo Crocifisso a Siculiana, condotta da Alfonso Butticè, Giuseppe Mallia, con gli interventi musicali di Beniamino Scaglione. Il film vincitore ha ricevuto un tripudio di preferenze, racconta la storia di Lila, una ragazza che ha la capacità di cambiare la realtà con l'arte creativa del disegno in un mondo magico che emoziona e incanta. Nel cartellone degli eventi estivi, ricco di appuntamenti, non poteva ovviamente mancare il cinema, spiega sotto il fatto il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito. Il festival è stato un evento che ha proposto dei corti di autori molto apprezzato dal pubblico. Siculiana Film Festival è un'iniziativa destinata a crescere e siamo già al lavoro per la seconda edizione. Il cartellone degli eventi continuerà nei prossimi giorni con la serata di giovedì dedicata ad Agrigento Capitale della Cultura. In prima serata, ultimo appuntamento estivo di Autori nel Borgo. Alan Scifo converserà con lo scrittore Cateno Savatteri, letture di Ignazio Enrico Marchese. Il 26 agosto, la serata conclusiva del contest Vasami, il concorso sul bacio nella città degli sposi, che ha visto partecipare centinaia di persone.